Un buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro. È ritornata con noi in studio Armida Panizzo, candidata a sindaco per la città di Portoviro. Ciao Armida. Buongiorno, grazie dell'invito, del nuovo invito, grazie. Portoviro al centro è il nome della lista civica. Lista numero 1, ricordo. Ok, giustamente. E allora Armida, come sta andando questa campagna elettorale? Prima di presentarti, nel senso di farti la fatidica domanda che poi ricorderemo ai nostri radioascoltatori, come sta andando? Beh, direi che la campagna elettorale per me è andata bene e dico sempre vada come vada sarà un successo, perché io sono partita da zero e sono riuscita a creare un gruppo, una squadra e a farmi riconoscere e ad avere dei consensi che naturalmente spero si tradurranno in voti domenica e lunedì. È stata una campagna molto faticosa, sia perché le persone sono molto sfiduciate e sia perché noi lavorando abbiamo dovuto faticare il doppio per farci conoscere, per appunto seguire la campagna elettorale come va fatta. È una cosa molto impegnativa, me l'avevano detto in tanti, però finché non l'ho vissuta, posso dire adesso veramente che fare una campagna elettorale è qualcosa di faticoso, impegnativo, però nello stesso tempo è una bellissima esperienza. Quindi ho conosciuto delle persone, delle belle persone, anche delle brutte persone, quindi qualcosa mi lascerà e mi toglierà. Ma in ogni caso sono soddisfatta di come è andata. Adesso siamo praticamente a -2, contiamo ormai le ore e pertanto direi che la campagna a questo punto per me è già conclusa. Certo. Armida, ricordiamo ai nostri radioascoltatori, soprattutto portoviresi, il motivo per il quale ti sei candidata. Io mi sono candidata perché a un certo momento, data la mia età, la mia formazione e il mio alto senso civico, ho pensato che fosse il momento di mettermi a servizio della mia comunità di Portoviro, dei miei cittadini, perché appunto vanto un'esperienza di 25 anni nella pubblica amministrazione e questa cosa credo che altri candidati o altre persone sinceramente non la possono vantare. Sono un po' presuntuosa, ci vuole anche un po' di questo sentimento, certo. Però ecco, credo di riuscire a dare ai miei cittadini qualcosa in più rispetto a quello che c'è stato finora. Quel qualcosa in più, come vorresti argomentarlo nelle prime cose che farai nei primi 100 giorni di sindaca, nel caso appunto venissi eletta? Intanto vorrei infondere ai miei concittadini un senso di stabilità, di sicurezza, di un senso di appartenenza e di ritrovare appunto di dare una svolta, cioè dire adesso abbiamo alla guida una persona, una squadra che sentiamo essere coesa, essere motivata per portare avanti un progetto per Portoviro, perché noi siamo cittadini coinvolti proprio a livello sentimentale per Portoviro. Quindi sì, infatti ti fermo un secondo per dire cosa, perché alla serata di presentazione c'ero ovviamente, come anche quando hanno presentato gli altri candidati, e ho notato delle cose che sono spiccate, carine tra l'altro, tra i giovani. Dico, posso fare un nome? Certo. Brian Stolfi, non voglio dire che è meglio degli altri, sto dicendo perché proprio lui ha parlato di questa tesi che ha fatto, no? Sì, la laurea. Sì, si pensa che un ragazzo di 30 anni, meno di 30 anni, ha portato una tesi sull'unione di Portoviro, no? Con Tarina e Donada. E lui, pur essendo giovane, ha studiato questo fenomeno, chiamiamolo. Certo. E poi quella sera l'ha spiegato. E per lui questa cosa è molto importante perché l'ha avvicinato molto al suo paese ed ha anche lui un forte senso civico e di rispetto per Portoviro. Sì, cioè, ha avuto una personalità, un contesto. Un ragazzo molto intelligente, un ragazzo di poche parole, però molto concreto. Poi tra l'altro ho visto non solo uno ma due addirittura che spiccano per lo sport, e quindi chi ha una filosofia di vita e di praticare sport porta avanti le cose in una maniera... Sì, chi mi conosce sa che anch'io sono una sportiva
E quindi, Sì. e quindi io ci ho tenuto particolarmente ad avere con me delle figure che fossero animate anche da questo senso di infondere ai giovani la cultura dello sport, perché sappiamo benissimo che la cultura è importantissima, però la cultura ha varie forme, può essere quella sportiva, può essere dettata dalla cultura dello studio, dal senso di appartenenza al proprio paese, però è importante per i giovani l'avvicinamento allo sport, qualsiasi tipo di sport, non parliamo di calcio, non parliamo solo di... Quindi è un motivo per cui io ho ambito ad avere queste figure legate allo sport, e lo sport soprattutto per i giovani. Infatti Federico Spigolon è un giovane, allena i giovani, quindi è anche un educatore, perché chi sta con i giovani li educa. Era questo che... Sì. E poi abbiamo Nicola Zuccarello, che è un maratoneta che ha vinto anche delle gare molto importanti. Sì, che non fa solo maratona, ma fa anche gli oltre 100 km, certo. Quindi... Poi lavora anche, non è solo dedicato allo sport, però lo sport è fondamentale nel benessere psicofisico delle persone, soprattutto dei giovani, ma anche degli anziani, perché ormai lo sport abbraccia qualsiasi età. Certo. Leggevo che parlavi dell'asilo nido. Sì. Che è uno dei miei obiettivi, perché io conosco tante famiglie giovani mamme, e la preoccupazione principale è quella di dove collocare i figli. Uso un termine un po' inadeguato, però proprio parliamo così. A un certo momento la mamma dice: dove metto sto bambino? Devo andare a lavorare, dove lo metto? Ora, se vogliamo pensare a una Portoviro che aumenta demograficamente, dobbiamo dare dei servizi, perché tanti giovani magari gioco forza si fermano al primo figlio perché è difficile seguirne due se non si hanno i servizi. E quindi, se vogliamo anche un aumento demografico, dobbiamo dare questi servizi. Il primo è l'asilo nido, quindi in quel caso lì magari le giovani coppie pensano a fare il secondo, il terzo figlio, perché sappiamo poi ci sono degli aiuti statali anche relativi ai bonus per l'asilo nido, quindi diventa qualcosa di un servizio alle famiglie. Servizio importante. Quindi per me il servizio principale nei miei primi 100 giorni sarà quello di valutare la possibilità proprio di terminare l'asilo nido nuovo, che porterebbe ad un aumento di posti da 35 a 56, e questo sarebbe molto importante. Poi è in una zona bellissima il nuovo asilo, vicino alla Pineta, pertanto insomma vicino a un polmone verde. È veramente è un lavoro già iniziato, e di questo insomma dobbiamo ringraziare chi ci ha preceduto, però lo dobbiamo portare a termine. Va portato avanti. E questo per me è prioritario rispetto alla piscina, che comunque mi auspico che anche lì si trovi la maniera di portarla a compimento. Comunque sia di tutti e quattro insomma i candidati, chi andrà su sa che ha questa patata bollente certo. di sbrigare, insomma. È una patata bollente, ma che comunque è sempre qualcosa che aumenta il valore di una città come Portoviro. Pertanto, se da un lato si parla di soldi spesi, di mutui accesi eccetera, però dall'altro dobbiamo capire che è una cosa comunque che va a crescere il patrimonio di Portoviro. Certo. Cosa avete fatto per convincere quelli che sono, perché sappiamo non è solo a Portoviro, sfiduciati, esatto, per combattere l'assenteismo, l'astensionismo al voto, che però magari saremo smentiti fra qualche giorno. Mi auguro di essere smentita. Spero, perché è un diritto. Certo. Allora noi abbiamo parlato con le persone, abbiamo cercato di ascoltare, di parlare, di cercare di convincere in una qualche maniera, perché appunto è un diritto al voto, e perché dobbiamo ricordarci che il sindaco viene comunque nominato, quindi è meglio che uno decida di mettere una crocetta sulla simbolo, sulla persona che ritiene lo possa rappresentare, perché comunque se no la sua non sarà una scelta, sarà qualcosa che gli viene imposto. Perciò il sindaco viene fatto comunque, meglio decidere per chi.
e quindi è inutile dire non vado a votare e poi lamentarsi. Esattamente. Si va a votare perché è un diritto. È un diritto e bisogna vantarlo. Benissimo, siamo al termine appunto del nostro tempo, perché insomma sappiamo che siamo in par condicio e quindi i tempi vanno rispettati per tutti i 4 candidati. E Armida, un ultimo messaggio per invitare al voto? Niente, io mi auspico appunto che i portoviresi alzino la testa, trovino il coraggio E vengano e alle la urne. fiducia e vadano a votare, e soprattutto che votino me, Armida Panizzo, lista civica numero 1, Portoviro al centro. Un buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro. Anche oggi, dopo un primo candidato sindaco, un altro candidato sindaco per la città di Portoviro, Thomas Giacon, con la lista civica Portoviro. Sei tu, vero Thomas? Ciao Gwendalina, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ecco, rinnoviamo i nostri radioascoltatori, soprattutto portoviresi, perché ti sei candidato, Thomas? Beh, come ho sempre detto, non è la mia intenzione ricandidarmi, però comunque penso che la mia esperienza possa essere utile a dare una continuità a quello che è oggi Portoviro, insomma, e soprattutto mi sono ricandidato perché andando in mezzo alla gente, facendomi vedere o comunque affrontando con loro determinati problemi e situazioni, sentivo che c'era la voglia nel vedere da parte loro una mia candidatura, e quindi mi sono messo a disposizione della cittadinanza. Certo, ho notato durante la presentazione della lista, nella serata appunto che si è tenuta in Sala Eracle, che insomma hai parlato, hai detto anche, diciamo, le cose, non dico scomode, ma le criticità che sono emerse in questi 2 anni e mezzo di amministrazione, perché ricordiamolo appunto, siamo alle elezioni perché la sindaca, ovvero Valeria Mantovano, nel momento in cui accettato, insomma, è diventata assessore regionale al lavoro e altre deleghe, e in automatico insomma c'è la procedura per la quale insomma il comune deve ritornare alle urne. Quindi in 2 anni e mezzo, considerando quella che è la burocrazia per riuscire a fare le opere pubbliche e quant'altro, è un po' più lunga dei 2 anni e mezzo, no? Sì. Questo è il concetto. Dicevo appunto, durante la serata hai detto anche quelle cose un po', diciamo, le criticità che in questo momento ci sono a Portoviro. Sì, ho fatto un elenco di situazioni, di cose e lo stato dell'arte del comune, perché ritengo che nel momento in cui uno si propone per governare una città come Portoviro deve sapere da dove parte, e noi partiamo dalla situazione che io penso di aver descritto in modo Hai preciso parlato e puntuale, insomma di quelle opere di cui tanto si parla, vedi piscina, vedi asilo nido, tra l'altro, che insomma da 35 a 65 posti, quindi maggiore accoglienza. Sì. E insomma in tutto questo hai portato all'attenzione anche una cosa che durante i consigli comunali non avevo sentito, e comunque perché era un work in progress, sull'ospitalità, questo regolamento sull'ospitalità che è relativo insomma alla sicurezza, no? Esatto. Tema sicurezza molto sentito a Portoviro, molto sentito da parte mia e della mia lista, e pensiamo che il problema dell'immigrazione o comunque degli extracomunitari presenti nel nostro territorio non si può eliminare come magari qualcuno pensa o dice, ma si può sicuramente contenere e ridurre. Il tema dell'ospitalità vogliamo affrontarlo perché esiste a Portoviro, esiste perché ci sono delle realtà produttive che fanno uso di manodopera di extracomunitari, e di conseguenza questi extracomunitari risiedono a Portoviro non come residenti ma come ospiti all'interno di qualche residente. E l'ospitalità non era regolamentata, perché succede che in una casa che dove è prevista magari un numero massimo di residenti di 6, 7, 8 persone, si trovano poi una ventina di persone. Questo perché era un'ospitalità illimitata. Con il regolamento che noi abbiamo già predisposto e che vorremo portare avanti se avremo la fiducia dei cittadini, è quello di regolare l'ospitalità sulla base effettiva della metratura, e quindi dare un contenimento a queste persone in modo tale che effettivamente risiedono a Portoviro solo chi ha diritto di risiederlo, chi ha un lavoro e continua a lavorare, insomma, perché poi l'altro problema è che tanti hanno un contratto di lavoro ma non vanno a lavorare perché hanno un accordo con il datore di lavoro.
dopo la questione diventa un po' più complessa, servirebbe un po' più tempo per spiegarla. Certo, sì, ma io volevo rimanere sull'ospitalità. Quindi in pratica, se una casa è tot metri quadrati, più di 5 persone, faccio un'ipotesi, non ci devono essere. Quindi... Tanto per dare dei numeri, se una stanza è 9 metri quadrati, avremo che quella stanza può ospitare una persona, se è 14 ne può ospitare 2 e così via. Se la casa è 60 metri, basta fare un po' di conteggi, eliminando il bagno, la cucina e gli spazi non adibiti a spazi principali, diciamo a vani principali, si fa presto a fare. Certo, quindi un nuovo strumento politico, perché è un atto politico e anche amministrativo, perché comunque poi l'ospitalità può essere utilizzata anche per altre situazioni, tipo, faccio un esempio, le case dell'Ater, ecco. Certo, e questo come aiuta nel momento in cui vanno a fare i controlli nell'abitazione? Perché prima non potevano fare niente anche se erano in 20? Esatto. Questo in è il questa concetto. maniera qua noi abbiamo un'agibilità e una richiesta di ospitalità che viene documentata, quindi sappiamo che nella casa sita in via Ugo Foscolo, numero 1, può ospitare fino a un massimo di 8 persone e non averne 20, insomma. Quindi anche la polizia locale o le forze dell'ordine che andranno a fare le verifiche dovute avranno uno strumento in più per contestare la presenza di ospiti non autorizzati. Certo, un atto politico che dà più forza nel momento in cui si devono diciamo così rispettare le regole, ecco, di convivenza, perché insomma 20 persone in una casa piccola è proprio poco umano. Eppure ci sono. sì, non so, purtroppo non solo a Portoviro, perché di questo parliamo. Ma torniamo al fatto, al tuo diciamo programma, perché è bello, cioè innovativo tra l'altro, perché insomma la gente non sta lì a leggere i poemi, e quindi avete fatto, perché parlo al plurale, tu e la tua squadra, una cosa concisa. E mi dicevi appunto le scuole, vero? La vostra priorità? Sì, la mia priorità è, dando continuità al mio mandato, è quello di intervenire già dalla prossima settimana, presumibilmente, sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole, perché abbiamo 3 mesi, quindi sostanzialmente sono i primi 100 giorni. E anche le vacanze estive, quindi non vai a inficiare. Che ci permettono di intervenire su diverse scuole, più o meno sono 3, dal punto di vista della salubrità e della manutenzione, insomma. Che non è cosa da poco. Le nostre scuole hanno bisogno di tanta manutenzione. Ci sono diverse scuole, tra l'altro. Non tutte, ma alcune sì. Portoviro, tra l'altro, ha anche l'istituto superiore, anche se è della provincia, però so che comunque delle manutenzioni sono state fatte dal comune, perché insomma funziona così, ecco. E Thomas, oltre alle scuole, quali sono le priorità dei primi 100 giorni se vieni rieletto sindaco? Oltre alle scuole, grandi opere non ne abbiamo messo in previsione, come tu hai visto all'interno del nostro programma, a parte l'idea così carina e comunque utile che potrebbe essere quella della pista di atletica dove attualmente risiede il velodromo di Pini e San Giusto. È l'unica opera importante, salvo poi non ci siano finanziamenti ad hoc che arrivano, quindi faremo delle valutazioni in quel momento. Però la manutenzione ordinaria del decoro urbano, quindi strade, marciapiedi, verde pubblico, segnaletica orizzontale, verticale, un po' tutto il contesto che possa, come ho detto in qualche occasione, far tornare nuovamente a sorridere Portoviro, perché se la città sorride significa che la città è bella, e quindi il nostro obiettivo è quindi rendere Portoviro bella. Certo, un ultimo messaggio per chi deve andare al voto, per andare contro quello che è l'astensionismo, come si diceva prima con l'altro candidato. Thomas, invita così. Io invito tutti i cittadini di Portoviro ad andare a votare e fare la scelta giusta. Io credo che la scelta giusta oggi sia la continuità e la garanzia di avere un'amministrazione che è capace di prendere le scelte, fare le scelte giuste nel momento giusto e magari fare anche le scelte azzardate quando c'è necessità di farlo. Quindi credo che sia doveroso fare un invito al voto per la mia lista. Vota Giacomo Thomas sindaco, lista civica Portoviro sei tu. Grazie. Hai detto tutto. Buona giornata a te, Thomas, e ai nostri radioascoltatori. Un buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro. È ritornato in studio con noi Stefano Permunian, candidato sindaco per la città di Portoviro. Buongiorno Stefano. Buongiorno Gwendalina e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, Portoviro Sicura è una lista sostenuta dai partiti di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e UDC, che sostengono appunto la tua candidatura, che un po' diciamo prendi il testimone di quella che è stata Portoviro Riparte
dell'ex sindaca, no, Valeria Mantovà, ora assessore in regione. Sì, prendo il testimone con un candidato sindaco nuovo, diciamo, e una direi proprio lista... di sì che sei nuovo. è una lista, a parte 4 elementi della vecchia amministrazione, tutta totalmente nuova. Ecco, prendiamo il testimone e cerchiamo di portare avanti tutte le grandi opere già iniziate e di portarle a termine. Ecco, infatti si accennava un attimo prima fuori onda il discorso delle patate bollenti che ha a Portoviro, no? Quindi certo. La piscina, quindi parliamo del Ponte Cramignara, parliamo Bravissima. dell'asilo, qual era la cittadella dello sport. Sì. Quindi tu, per affrontare questa cosa, hai formato una squadra, all'interno della squadra praticamente hai portato un elemento che è stato vincente come funzionario e anche dirigente tecnico, certo, no? Stiamo parlando dell'ingegnere Andrea Portieri. Sì, Gwendalina, io ho voluto nella mia squadra fortemente l'ingegnere Andrea Portieri, perché ritengo che sia una persona di esperienza, una persona di spessore, una persona che assieme risolveremo tutti quei piccoli problemi che ci sono stati sia per la struttura della piscina e voglio ricordare che i lavori dell'asilo nido sono ripartiti. Ah, bene. Sono ripartiti 3 giorni notizia. fa, posso rassicurare tutti i concittadini che a settembre sarà aperto per l'esigenza di quelle mamme che devono andare a lavorare e portare il loro piccolo all'asilo. È un servizio importante. È un servizio importantissimo, lì c'è stato un subappalto di una ditta che non aveva i titoli, non era in regola come sicurezza, c'è stata una sospensione temporanea, diciamo, però sono già partiti i certo. lavori. E a proposito, scusa, non volevo, però volevo prendere al volo la parola sicurezza, no? Sì. Perché anche durante la presentazione della lista, insomma, una cosa, il tuo cavallo di battaglia è proprio il fatto della sicurezza, perché da ex uomo di Stato, inteso che sei un carabiniere in quiescenza, no? In quiescenza, sì. È corretto. Dicono che un carabiniere rimane sempre carabiniere. Diciamo, è un termine sì. più per i docenti, ma sì. voleva essere un termine sì, gentile. Certo, io ho fatto 41 anni nell'Arma dei Carabinieri, al nucleo investigativo di Rovigo. Sono stato, come dire, un servitore dello Stato per tanti anni. Faccio parte dell'associazione volontariato di Fornaci, dove sono anche vicepresidente dell'associazione Noi. Mi sono sempre dedicato a un quartiere dove facciamo delle gran feste. È l'ultima la sagra di Fornaci, insomma la festa di San Gaetano. E mi sono sempre messo a disposizione sia in servizio che quando faccio volontariato. Per tale motivo, adesso che sono in pensione o in quiescenza, mi sento di dover dare qualcosa per la città che mi ha adottato, perché io non sono di Portoviro, Gwendalina. Certo, sono stato adottato tanti anni fa, comunque quasi 40 anni che sono arrivato in Portoviro, e quello che mi ha dato Portoviro e i portoviresi, così si dice, mi hanno dato tanto calore e tanto amore. Lo voglio ricambiare mettendomi a disposizione, che io assieme alla mia squadra io sarò un servitore dei cittadini di Portoviro. Insomma, li ascolterò e sarò a disposizione. Certo, a disposizione proprio perché hai tempo libero, diciamo così, perché non sei più occupato esatto, Gwendalina, nel tuo servizio. Poi la sicurezza io l'intendo comunque a 360 gradi, le prime cose che andremo a mettere mani sono comunque le strade, l'illuminazione pubblica, spaccio dell'erba e decoro urbano. E ci tengo tanto a ripeterlo, perché ci tengo anche a mettere in sicurezza. Abbiamo fatto tanto con la videosorveglianza, potremmo fare molto ma molto di più, e andare anche a mettere le telecamere sui nostri giardini pubblici e sui nostri parco giochi, perché è molto importante che anche i nostri bambini più piccoli siano tutelati. Certo. Quindi queste saranno le priorità dei primi 100 giorni, chiamiamoli così? Sì, si può fare, dai, iniziamo comunque. Promettere non prometto niente, perché sennò andrei a offendere l'intelligenza delle persone, certo. Però iniziamo da lì. Con questo impegno, sì. Quindi e poi abbiamo il problema dell'ospitalità, che ho già parlato anche l'altra volta, dei flussi migratori e delle cooperative, che anche lì andremo a essere incisivi per comunque fermare questo, tra virgolette, come dire, questo fenomeno. Fenomeno, sì, però essere incisivi per fermare il continuare dietro le cooperative si nascondono delle persone che delinquono,
e ne approfittano. Allora fermiamo questi reati, diciamo. Bisogna fermare questi reati. Questo flusso Esatto, questa ospitalità. Ripeto, io sono per dare ospitalità e integrazione a tutti quanti, però quelli che delinquono devono andare via dal territorio, non solo di Portoviro, dal territorio nazionale, quelli che vengono per delinquere. Gli altri ben vengono, sono ben accettati. Quelli che rispettano le nostre regole si integrano, lavorano, fanno famiglia, va benissimo. Certo, darai spazio alla stampa? Sicuramente sì. Sicuramente sì. Quindi hai capito, insomma, no, bicicletta, certo, si pedala ma sicuramente. E si va, insomma, si collabora e si... perché questo? Perché volevo toccare il discorso trasparenza, no? E molto spesso io come giornalista mi trovo, parlo in generale perché seguo un po' tutto il Delta e non solo. Certo. A volte gli amministratori non rispondono così al telefono. Nonostante che ho altri 2 impegni sono venuto stamattina. No, ma stavo parlando in generale, non era personale, stavo parlando in generale, perché sempre a disposizione. Comunque. È un po' una domanda che molto spesso faccio fuori onda, no? Ma quando uno diventa appunto alla carica... Ci conosciamo, sai che sono molto disponibile. Ok, quindi questa... Sì. Sono qua oggi, sarò qua domani se sarò io. Certo, se sarai eletto, no? Perché detta così. No, se sarò io. Scongiuri, no? Perché certo. C'è il doppio senso. Benissimo. E in fatto di qualche altro tema che affronterai per i giovani, perché ho visto che appunto la parte della squadra è giovane. Sì, io ho voluto fortemente dei ragazzi giovani in squadra con me, la Alice, che posso nominarla, è laureata in storia. E insieme a Marco Barufaldi vorrei che portassero e seguissero tutto quello che è cultura. E appunto e poi qua chi meglio di loro sanno confrontarsi con i giovani e portare le esigenze all'amministrazione dei giovani. Sicché ho voluto anche una fascia di età, diciamo, di ragazzi giovani, appunto, per andare avanti sulla tematica cultura, perché sono molto preparati, e anche portare l'esigenza della politica giovanile. Certo, quindi stiamo parlando di giovani che oltre ad avere competenze parlano la stessa lingua con altri giovani. Bravissima. In questo senso, detto no? Così, sì, esatto. Perché chiaramente maturità sono diverse. Benissimo, Stefano, per concludere, perché sai che dobbiamo stare dentro i famosi 8 minuti, no? Certo. Insomma, consiglia la par condicio, insomma. Ecco. Un ultimo messaggio, scusami, ai nostri radioascoltatori, soprattutto portoviresi e lettori, per non dico evitare, ma diminuire l'astensionismo al voto. Allora, i concittadini portoviresi li invito tutti quanti il 25 e il 26 di andare a votare. Comunque, se li fa piacere votare la lista numero 3, candidato sindaco per Monia Stefano, e esprimere uno dei 16 candidati scrivendo il nome e cognome di sesso diverso. Si può esprimere 2 preferenze, però di sesso diverso, uomo o donna, non 2 uomini e 2 donne, se no viene invalidata la preferenza. Ed che dire, votatemi, andate a votare, e se avete altre idee comunque sappiate che da cittadino portovirese vi voglio bene lo stesso. Certo, perché andare a votare è un diritto. È un diritto, certo, bisogna andare a votare, sicché vi invito di andare a votare. Grazie Stefano. Grazie Gwendalina e buona giornata a tutti i radioascoltatori. Buona giornata anche a te. Grazie. Stefano. Un buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro. Oggi in studio ritorna con piacere uno dei candidati sindaci, Mario Mantovà, appunto candidato sindaco per la città di Portoviro. Ciao Mario. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Io continuo a darti del tu perché ci conosciamo da una vita. Allora Mario, ricordiamo ai nostri radioascoltatori il motivo per il quale ti sei candidato. Sinceramente è stata una sorpresa anche per me, perché a fine febbraio la nostra capogruppo Mauro Veronese ci ha dichiarato che non voleva più correre, e lì col gruppo promotore della lista qualcuno ha detto: perché non Mario? E io ho accettato, perché d'altronde ho fatto una campagna d'opposizione veramente, e mi sono divertito col mio cagnolino Thor, e sinceramente poteva essere che io fossi il candidato naturale
per oppormi a questa maggioranza qua, insomma. Tra l'altro il nome della lista Viva Portoviro è un po' lo slogan che è nato in questi anni quando sei approdato ai social per segnalare quelle che sono le criticità a Portoviro, no? Esatto, che abbiamo seguito. Esatto, è nato per caso, non è che io a quel tempo avessi in mente di fare una lista elettorale con nome Viva Portoviro, anzi. Sì, è stato quasi una scelta naturale, no? Un evolversi dopo la decisione appunto di Maura Veronese. Al tuo centro, al tuo interno, insomma, hai candidati, e i candidati diversi hanno una tessera politica, però è una lista civica. Sì, noi non abbiamo partiti politici all'interno, ma abbiamo delle persone che hanno la tessera dentro. Io lo considero un valore aggiunto, cioè non abbiamo segreterie di partito, sottosegretari, assessori regionali che ci impongono qualcosa. Noi siamo una lista per Portoviro, i nostri referenti saranno solo i cittadini, noi siamo tutti di Portoviro, non c'è nessuno che sia fuori paese, perché l'amore per Portoviro è dettato appunto dal fatto che noi siamo sempre a Portoviro, ci resteremo e non andremo via. Certo, molto deciso visto il pugno sul tavolo. Scusa per il pugno. No, non ti preoccupare. Allora, io ho guardato il tuo programma elettorale insieme alla tua lista, sono venuta a vedere la presentazione e vedo quasi all'ultima pagina, penultima, prima del logo, che poi tra l'altro ho visto una cosa carina. Puoi fare un giro su te stesso così velocemente, visto che sei, eccolo là, girati pure, che vedo anche sulla spalla maglia di lavoro, maglia di lavoro, vedo anche insomma il logo della regione Veneto. Okay. Io sono Veneto, no, l'altro braccio. Eccolo. Sì, no, così è una cosa carina che hai esordito, facciamola vedere, insomma, mi pare una cosa corretta. Dicevo, penultima pagina, perché nell'ultima c'è il logo e i primi 100 giorni della vostra garanzia, così l'avete chiamata come gruppo. Esatto. Ovvero fare e concentrarsi sulle strade, sicurezza e viabilità. Quindi strade, ho già fatto un passaggio all'ufficio manutenzione, si attendono i reequilibri di bilancio per determinare una certa cifra per la manutenzione subito. Quando sarà disponibile la cifra, sapete tutti, dell'avanzo amministrazione di 1,2 milioni, non dovuta a cattiva amministrazione, bisogna anche dirlo, insomma, ma dovuto a un, come si chiama, i ruoli che sono stati affine, abbiamo cambiato società e sono entrati in cassa 1,2 milioni che avremo a disposizione verso luglio e agosto, così mi hanno detto i tecnici. Beh, una parte di questi soldi saranno destinati sicuramente a mettere in sicurezza le nostre strade e saranno sempre pochi perché le strade sono veramente messe male. Io spero, abbiamo già fatto dei preventivi e sarà la prima opera che noi facciamo, perché la gente ci chiede manutenzioni sulle piccole cose, per carità, il cordolo e la buca, ci sono strade veramente, anche ieri ho ricevuto lamentele Marco, mi raccomando, ti votiamo solo se tu, e gli ho dato piena assicurazione. Ecco. La seconda, sicurezza. Poi tra l'altro, insomma, quando si parla di sicurezza, tu hai fatto il comandante di vigili e ora polizia locale, perché no, c'è stata l'evoluzione anche dei nomi, e mi ricordo bene perché come giornalista seguì la campagna di sensibilizzazione che tu hai fatto in tutti questi anni, dal 1982, quando ancora eravamo Donada Contarina, perché ricordo che Portoviro è la fusione avvenuta tra questi due comuni, Donata Contarina, nel 1995 attraverso un referendum popolare. E mi ricordo la campagna di sensibilizzazione che hai sempre fatto all'interno delle scuole elementari e medie, dove appunto si insegnava ai ragazzi l'educazione stradale, i cartelli stradali e quant'altro, come andare in bicicletta e queste cose. Quindi sicurezza è l'evoluzione e sicuramente continuerai con questo tipo di campagne di sensibilizzazione, immagino. Sì, sia sicurezza stradale, come hai detto tu, andando sicuramente a insegnare ai ragazzi, cercherò di coinvolgere la polizia locale che continui in questi corsi qua, che dopo la mia pensione si sono arenati purtroppo, oppure ridotti al limite, al minimo. Però la sicurezza, quella che intendo io lì, è quella di rafforzare sicuramente la polizia locale, perché la gente quando vede la divisa perché cammina per strada che è presente, la gente, quella onesta,
è contenta. Certo. E quindi è un deterrente anche di per sé. Più presenza sulle strade della nostra polizia, ma soprattutto perché ho letto diverse cose, questa procedura del controllo vicinato, fare un accordo con la prefettura e istituire il controllo vicinato, perché la sicurezza non deve essere demandata alle forze statali, solo alle forze statali, carabinieri e polizia, ma è un problema, è un'esigenza che tutti dobbiamo prenderci in carico. Insomma, serve una partecipazione attiva dei cittadini. Perché dobbiamo fare squadra, ragazzi, non c'è nulla da fare. Se si fa squadra e si coinvolge tutta la cittadinanza sia per questo problema, ma per anche altri problemi, dobbiamo fare squadra ed essere orgogliosi di essere portoviresi. Tra l'altro stai parlando di una cosa, controllo vicinato, che già esiste anche in altri comuni, vedi, di Comestre, vedi, quindi, mi dicono anche a Cavarzer, e Cavarzer è partita, sì, anche nelle frazioni so che il sindaco ci sta lavorando. Ero andata tra l'altro a una conferenza stampa. Mario, per chiudere, nel senso di dopo questo mese intensissimo, no? È un'esperienza bellissima che auguro a tutti quanti, perché veramente la campagna elettorale a me mi ha fatto anche dimagrire, quindi sono molto contento di questo. A suonare i campanelli, no? Esatto, e metterli a faccia per me è una cosa bellissima, stupenda direi. Quindi cosa dire? Innanzitutto io invito tutta la cittadinanza di Portoviro ad andare a votare, perché il partito che vincerà purtroppo sarà il partito del non voto, dell'astensione. E questo è una brutta cosa, perché qualsiasi sindaco che sarà eletto con poca rappresentatività. Per carità, è la democrazia, basta un voto in più e sarà sindaco. Però io invito tutti, andate a votare, votate chi volete, per carità. Dopo se siete indecisi, per carità, viva Portoviro, sapete che è l'unica alternativa alle liste che escono dall'attuale maggioranza. Quindi dico, domenica 25 e lunedì 26 votate viva Portoviro, mi raccomando. Viva comunque sempre Portoviro. Ci sei allenato insomma in questi giorni, sì. nel fare. Sono frasi di rito che ormai mi ripropongo sempre. Arrivano spontaneo. Grazie Mario per questa intervista, che poi servirà per essere ascoltata dai nostri radioascoltatori, soprattutto portoviresi. E in bocca al lupo per le elezioni. Grazie Gwendalina e grazie a Radio International. Buona giornata a tutti. Buona giornata.